In Augusta fece, in casa dei Fuccheri, molte opere nel loro palazzo. È un passaggio del libro Le vite di Giorgio Vasari, quando descrive Paris Bordone. Pittore cinquecentesco nato a Treviso, le cui opere sono presenti nei maggiori musei mondiali. E le 41, presenti nella sala ipogea nel mezzanino del Museo di Santa Caterina, sono solo una minima parte di ciò che l'artista ha prodotto in oltre 70 anni di vita. E dopo il Carnaval Bailo è dedicata proprio a Paris Bordone, la nuova offerta culturale di Treviso. Due grandi mostre in contemporanea in città. Ovviamente per arrivare a questo abbiamo dovuto creare il secondo polo museale, quindi la riqualificazione del Bailo, ma ce l'abbiamo fatta e credo che sia il vero salto di qualità della nostra città. Con forse una marcia in più per il turismo, considerando che le opere di Bordone sono presenti anche nel Duomo cittadino, mentre pochi sanno che affrescò diverse facciate della città dipinta come Caspineda a San Leonardo o Caro Began di Via Canova. L'idea è stata proprio questa, di non depauperare il territorio, le chiese, anche i musei cittadini delle opere, ma di portare qui i più importanti quadri dell'artista trevigiano da musei di tutto il mondo, lasciando appunto in situ nelle collocazioni le opere della città, in modo da spingere poi i visitatori della mostra ad andare alla scoperta di Treviso e dei suoi luoghi sulle tracce di Paris Bordone. Ma è in queste sale che il pennello dell'artista racconta non solo la sua epoca, ma anche il suo essere tra Tiziano e Giorgione. E lo raccontano in particolare accanto ai ritratti, la sensualità mitologica, ma soprattutto le opere devozionali e le palle d'altare, come questo San Giorgio e il Drago, che i musei vaticani hanno restaurato per l'occasione. Louvre, National Gallery, ma anche il Museo di Vienna e di Oxford hanno prestato diverse opere esposte per una mostra che ha anche risentito della guerra, perché Bordone è conosciuto ed apprezzato anche nelle sale dell'Ermitage di San Pietroburgo. Grazie ai prestiti Treviso ha due grandi o importanti mostre contemporaneamente, visto il periodo da cui veniamo è veramente molto importante, un grandissimo regalo per i cittadini trevigiani e per tutti i visitatori che vedranno vedere la mostra. Mostra che domani sarà visitabile gratuitamente da tutti i trevigiani. I residenti, quindi anche per la provincia di Treviso, quindi ormai è un regalo consolidato perché quando apriamo una mostra il primo giorno è sempre gratuito, proprio perché anche simbolicamente è un artista trevigiano, i musei civici sono la casa della cultura dei trevigiani e vogliamo che i trevigiani siano proprio i primi ospiti per godere di questa grande mostra e fare passaparola per portare tanti visitatori a Treviso.